Buongiorno, sono Caterina Olivotto e ospitiamo oggi nello spazio interviste del Centro Veneto di Psicoanalisi la dottoressa Chiara Rosso. Buongiorno. Ecco, la dottoressa Chiara Rosso è psichiatra, psicoanalista, membro ordinario con funzioni di training della Società Psicanalitica Italiana e dell'IPA ed è anche membro del board della SEPEA, che è la Società Europea per l'Infanzia e l'Adolescenza di Parigi. Ha pubblicato su riviste nazionali e internazionali su temi legati all'adolescenza e alle dinamiche migratorie e tra i suoi ultimi lavori ricordiamo per la casa editrice Alpes ha curato Identità polifonica al tempo della migrazione del 2017 e lì suo è il capitolo La dimensione plurilingue nella cura tra lutto e creatività. Per Pendragon invece ha curato insieme a Luca Bruno e Olimpia Saltorelli Le figure del perturbante nel 2024, che è un volume che nasce dopo il colloquio italo-francese a tema del perturbante che si è svolto a Napoli nel giugno del 2023, di cui lei è stata una delle organizzatrici. E a seguito di questo colloquio è stato fatto anche un focus sulla rivista di psicoanalisi. La dottoressa Rosso vive e lavora a Bologna e quindi, proprio perché si è interessata molto del perturbante, abbiamo pensato ad una breve conversazione con lei proprio per introdurre il tema del perturbante a cui verrà dedicato al Centro Veneto di Psicoanalisi un incontro aperto all'interno del ciclo Scrittura e Psicoanalisi curato da Franca Munari dal titolo Metafisica e metapsicologia del perturbante, con ospite Lucio Russo. Allora, Chiara, così ti chiediamo, in questo periodo il tema del perturbante, a partire dal lavoro di Freud del 1919, sembra essere tornato di grande interesse e assistiamo ad una sua riattualizzazione. E quindi ci chiediamo, ma com'è nato il tuo interesse per questo tema? E secondo te può oggi offrirci dei nuovi spunti per la comprensione della clinica, con i nostri pazienti e anche per comprendere meglio alcuni aspetti della nostra società? Grazie Caterina, di queste domande. Beh, innanzitutto, forse prima di addentrarci nel tema del perturbante, mi sembra importante collocare questo scritto, all'interno della produzione freudiana. Freud si occupa infatti di perturbante, nell'estate del 1919, come annunciato nella lettera di maggio, a Fliss. Sono stati anni di guerra, anni bui, lui è in difficoltà economiche, eccetera, eccetera. E in effetti con questo scritto sul perturbante Freud si prende quasi una pausa, pare dilettarsi, no? Nello sviluppare un manoscritto iniziato già tempo addietro. E quel non nulla sul perturbante, come lui lo definisce nella lettera a Fliss. Dunque è un saggio che io definirei quasi interstiziale, che si trova tra altri lavori più cospicui, come per esempio quello precedente di alcuni anni prima, Totem e Tabù, oppure quello successivo che vedrà la luce poco dopo nel 1920, e cioè Al di là del principio del piacere. Ma quando dico tra, ripenso a quanto scrive, alle riflessioni di Marta Badoni, di Mauro Manica, sull'importanza dello spazio transizionale interstiziale, in riferimento a Ogden che sviluppa il pensiero di Bion e che esorta a indagare la cesura, cioè il legame tra le cose. E tra l'altro mi viene in mente per analogia una bella frase di una scultrice vietnamita emigrata in Francia, che si chiama Fan, e le cui opere sono state esposte recentemente alla mostra dell'Hangar Bicocca a Milano, in una mostra dal titolo Reincarnation of Shadows, no? Reincarnazione delle ombre. E quindi a un certo punto lei dice questa frase, dice: la bellezza non è nelle cose in sé, ma nelle ombre e nei chiaroscuri che si formano tra le figure. Ecco per me il senso del tra, no? Di questo non nulla non nulla freudiano, che invece è uno scrigno di molteplici riflessioni, direi quasi un formidabile lavoro, no? Che riprende temi abbozzati in precedenza e che lui seguiterà poi a sviluppare.
dallo sguardo sui fenomeni bizzarri, come il vacillare del senso di realtà, a proposito del carattere inanimato o meno di certi oggetti, al tema della morte, della vita e anche al tema del doppio. Quindi Freud si trova in una pausa felice, ci regala questo gioiellino che a tratti si legge proprio come un romanzo. Del resto lui parte dal saggio di Jens nel 1906 che associa il perturbante a quel racconto fantastico di Hoffmann, no? L'uomo della sabbia, ed è centrato sulla figura, tra le altre cose, dell'automa Olimpia. Freud darà una lettura psicoanalitica di questo saggio e centrandolo sul tema della rimozione, cioè su ciò che avrebbe dovuto rimanere segreto, nascosto e che invece è riaffiorato. E questa è proprio una definizione del perturbante. Ma c'è poi molto altro in questo suo lavoro. E allora che cos'è questo perturbante? Questo perturbante, e cito ancora la definizione di Freud, è quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo a ciò che ci è familiare. Quindi dall'heimlich, no, per dirlo in tedesco, all'unheimlich, dal familiare a ciò che ci turba. Sì, pensavo questa cosa, di questo lavoro di Freud che lui riprende in mano appena terminata la guerra, no? E quindi in un momento in cui può forse fermarsi a riflettere, mi chiedevo di cosa può essere anche il significato perturbante proprio, no? Di una guerra appena passata, anche per Assolutamente sì. no, pensavo a quanto questo tema del perturbante, no, sia ritornato in auge, no, in questo momento dove ci ritroviamo a rifare i conti, no, di nuovo con tutta una serie di cose, no? Quindi un momento di pausa dove forse Freud si prende un po' di tempo per pensare, no, a cosa c'è di perturbante che viene fuori, no, attraverso insomma, no, anche l'esperienza che ha appena passato anche lui, no? Quindi questi, poi con tutto quello che dicevi e anche l'aspetto del segreto mi sembra tanto interessante, il qualcosa che non dovrebbe venire fuori ma poi viene fuori. Bene, e quindi rimanendo su questi fili, no, e tornando un po' a quello che è stato il colloquio italo-francese a Napoli, di cui sei stata una delle organizzatrici, e quindi hai avuto modo di approfondire tutta una serie di scritti di numerosi autori, probabilmente, no, che hanno presentato, no, e quindi volevamo chiederti quali sono, a tuo parere, e se ci sono, dei nuovi spunti o delle nuove aperture che il perturbante può darci, in questo momento. Quindi cosa hai trovato tu di nuovo in questo nuovo ripensare sul perturbante? Sì, beh, direi che allora rispondo appunto alle varie domande rispetto al colloquio e a quello che ci può essere di nuovo del perturbante. Direi che è sicuramente un tema che, diciamo così, contiene più declinazioni. Del resto gli autori italiani se ne sono occupati. Per ultimo cito il bel lavoro di Angelo Moroni sul perturbante. E per quanto riguarda invece il colloquio italo-francese di Napoli, è stata un'occasione per mettere a confronto il pensiero italiano con quello francese, no? Insomma, ciascuno il suo perturbante. Cito solo alcuni passaggi, per esempio Lucio Russo, che appunto sarà no, protagonista del vostro evento, ha sviluppato il tema del doppio in connessione con l'identità, no? E i processi di identificazione attraverso il riconoscimento dell'estraneo in sé e tratteggia infatti un doppio strutturante o un alter ego allucinatorio fondato su Eros, no? Sul legame e dunque anche sul rispecchiamento e lo sguardo materno. E invece anche d'altra parte un doppio destrutturante, no? Regressivo e mortifero che porta al rigetto e alla perdita dell'io. Il francese Chervet, che lo discute, tra l'altro appunto questi lavori sono stati pubblicati, è stato un focus della rivista su questo appunto colloquio italo-francese,
Il francese Chervet, nella sua discussione del testo di Russo, chiama l'io strutturante come un doppio salvatore che conserva quel momento effimero, perenne e immortale di His Majesty the Baby, cioè quella collusione nel diniego della traumaticità dell'esistenza che unisce genitori e figli, come dire, no, rassicurare i bambini, non ci sono mostri sotto il letto, no, va tutto bene. Mentre il doppio destrutturante per Chervet è il frutto dell'inclusione di identificazioni lacunari o malevoli e una sorta di doppio, no, di doppio malevolo che riguarda anche i lutti non fatti dei genitori, delle figure precedenti, che ricade poi sulla progenitura. Perché allora un libro, ecco, di cui appunto citavi prima? Ma perché il libro in qualche modo si potrebbe dire che è il ritorno del ritorno del rimosso nel senso che per il colloquio sono stati richiesti, appunto, si dovevano selezionare alcuni lavori, pochissimi, solo un paio, in realtà ne sono arrivati tanti, sono state proposte molto interessanti e quindi si è pensato di raccogliere e valorizzare queste proposte in un volume collettaneo che racchiude quindi più pensieri psicoanalitici. E del resto perché mi sono poi interessata io stessa? Perché anni fa ho curato per la rivista Interazione la voce perturbante, poi ho fatto un seminario multiplo sul tema e quindi alla fine il colloquio, no? Che ho organizzato insieme a Sabina Lambertucci-Mann, la mia la corrispettiva controparte francese della SPP. E quindi potremmo dire che i filoni che hanno catturato maggiormente l'interesse degli autori sono stati quelli relativi ai lutti non elaborati, al doppio, alle biotecnologie legate appunto alla procreazione medicalmente assistita, solo per citarne alcuni. Ma perché appunto perturbanti in qualche modo potrebbe essere ancora d'attualità? Perché in fondo noi siamo immersi in questa nostra contemporaneità in una dimensione perturbante, si potrebbe dire. Pensiamo ad esempio al neologismo del filosofo Luciano Floridi, no? Che dice che siamo on life, quindi a metà connessi e a metà appunto in una dimensione in parte digitale e in parte analogica e al nostro rapporto con l'automazione, col robot, con l'intelligenza artificiale, tutti aspetti che rappresentano, diciamo così, altrettante possibili declinazioni del doppio e anche forse una corsa verso l'immortalità. Quindi il tema perturbante è come se avesse fruttificato, no? E dato la possibilità di creare uno spazio di rappresentabilità, uno spazio di pensiero. Certo. Mi sembrano degli spunti molto, molto interessanti questi, Chiara, che ci proponevi anche adesso, no? Proprio in relazione a quello che incontriamo nella nostra società adesso, ma anche nei nostri studi, no? Perché molte delle problematiche, soprattutto degli adolescenti, dei ragazzi, girano intorno a questi aspetti, sia di queste connessioni e sia anche, no, del fare i conti con quello che può essere un qualcosa di doppio che gira all'interno senza che possiamo dargli un nome, no? Quindi mi sembrano degli spunti molto interessanti che ci possono far riflettere molto su come possono essere declinati, come ben dicevi. Bene, allora noi ti ringraziamo moltissimo di questi pensieri che ci hai regalato in questa nostra conversazione e ti aspettiamo quel giorno, ma anche altre volte per pensare ancora insieme a questo aspetto. Grazie mille. Grazie mille a te, grazie Caterina.